A Casalserugo nel Padovano è stata organizzata un'iniziativa molto originale, protagonisti i bambini. I libri sono come la mente, funzionano solo se li apri. Lo hanno urlato in contemporanea in tutto il Veneto gli studenti di oltre 800 classi. Un inno alla lettura in occasione della giornata evento di Città Invisibili, per richiamare l'attenzione sulla letteratura dell'infanzia. Ma a te piace leggere? Sì, molto. Qual è il tuo libro preferito? Il diario di uno schiappa. Non sono mai stato appassionato. E che cos'è che ti piace fare invece? Giocare a calcio. Leggere ti piace? Sì, moltissimo. Meglio la lettura o la PlayStation? Beh, in questo caso la PlayStation. Migliaia di bambini di quasi 50 comuni hanno letto per 3 minuti un brano del loro libro preferito. Il manuale delle bambine. E che cosa racconta? Racconta di una bambina che impara tante cose. E Freddy, vita avventurosa di un criceto. Il Flash Book Mob, come è stata chiamata l'iniziativa della Regione Veneto, ha visto partecipare oltre ai bambini i loro genitori, veri protagonisti insieme alle scuole della lettura. Sono proprio i più grandi i principali veicoli nel trasmettere la passione del leggere ai più piccoli. Perché attraverso la lettura noi possiamo alimentare la fame di storie dei nostri ragazzi e soprattutto la loro competenza narrativa. Fulcro dell'iniziativa in Veneto Casalserugo nel Padovano, comune che ha coordinato tutte le manifestazioni regionali. Quando si parla di cultura si deve pensare alla cultura che parte da zero e che arriva fino alla tarda età. Questo progetto, copiato in molte regioni d'Italia, è straordinario. L'evento giunge in concomitanza con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore, patrocinata dall'UNESCO. Concluso il consolidamento del campanile di San Marco a Venezia.